in 24 ore, quella di oggi è stata la giornata con la più alta mortalità finora registrata in Veneto, ma anche con qualche segnale positivo dagli ospedali. Individuata una lista di 16 strutture alberghiere dalla Regione, 3 nel Veneziano, 1 a Mestre, 2 a Jesolo. Dopo la vicepresidente della Regione, risultati positivi anche gli assessori Francesco Calzavara e Federico Caner, la giunta regionale al lavoro da remoto. Le strutture ricettive di Jesolo offrono ospitalità al personale sanitario impegnato nella lotta contro il coronavirus. Intanto il presidente Maschio sui Covid Hotel chiede non venga sottovalutato il problema della sicurezza. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa assegna 172 milioni di euro per completare i marginamenti di Porto Marghera, un passo atteso dal territorio per la messa in sicurezza del sito in attesa di bonifica. Mentre il governo annuncia Venezia ne fa le spese, la replica dell'assessore comunale Simone Ventunini alle dichiarazioni del ministro Costa. Anche le celebrazioni della Madonna della Salute si adattano all'emergenza sanitaria con le nuove disposizioni di Comune e Patriarcato. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Diamo subito uno sguardo in apertura al report di Azienda Zero per quanto riguarda le positività e i ricoveri nella nostra regione. Nelle ultime ore si registrano in Veneto 995 nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono 2.994 in più. Per quanto riguarda il veneziano, rispetto al report della mattinata si registrano 141 nuovi positivi, ma nelle ultime 24 ore il numero sale a 508 e sempre a livello regionale invece sono 2.166 le persone ricoverate negli ospedali del Veneto in area non critica, con un incremento di 73 pazienti rispetto al bollettino della mattinata, e cresce invece di 5 unità il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Negli ospedali del Veneto complessivamente sono 287 in questo momento le persone ricoverate appunto in terapia intensiva. E quella di oggi è stata la giornata con il più alto numero che ha registrato la più elevata mortalità, ben 100 le persone che hanno perso la vita in Veneto nelle ultime ore. Però si registra anche qualche segnale positivo dagli ospedali. Intanto in Veneto al lavoro per individuare i Covid Hotel, e questa mattina conferenza delle regioni con le richieste dei governatori sul fronte dei 21 parametri. Una giornata dai due volti rappresentati in questi cartelli. Da un lato il dato sui ricoverati in area non critica, che per la prima volta da molte settimane registra un segno negativo, dall'altro il numero dei decessi, 100 nelle ultime 24 ore, il giorno con la più alta mortalità. E proprio su questo fronte circa l'80% delle vittime aveva più di 70 anni. Per quanto riguarda la tenuta degli ospedali, la pressione continua ad essere forte con quasi 2.400 pazienti, ma al momento difficile dire se il picco sia già stato raggiunto. Io non so dirvi se abbiamo raggiunto l'apice come previsto, però è pur vero che degli indicatori, anche se timidissimi, anche a livello nazionale ci sono. L'assetto ospedaliero veneto è comunque pronto a subire un'eventuale onda d'urto. Per questa seconda ondata la Regione Veneto ha predisposto 6.000 letti in area non critica, oltre 1.500 nelle strutture intermedie e altri 740 nei 5 ospedali dismessi e recuperati. A questi andranno ad aggiungersi, su indicazione del commissario Arcuri, anche i Covid Hotel, che in caso di necessità potranno ospitare pazienti in fase di guarigione che non hanno più bisogno di assistenza sanitaria, ma che per vari motivi non possono ancora far rientro a casa. E abbiamo molti casi, anziani positivi, con coniuge negativo, e allora in questo caso invece di tenere ospedalizzato questo signore o questa signora andranno al Covid Hotel. Potrebbero essere riservati anche dei posti a dipendenti ospedalieri. C'è chi dice io voglio mettere in sicurezza la mia famiglia, c'è anche c'è un minimo di posti anche dedicato per queste emergenze. Alle ULSS il compito di individuare le strutture più idonee. Sono state individuate circa una ventina di strutture. Ci veniva chiesta una per provincia.
La lista dovrà ora essere scremata dalle ULSS, con le quali si dovrà anche discutere la parte economica. Stiamo ragionando appunto per eventualmente individuare le modalità di ristoro, di individuazione di tariffe e di quant'altro. Il governo dovrebbe pagare. Intanto stamane si è riunita la conferenza delle regioni, sul tavolo la questione dei 21 parametri determinanti nell'assegnazione delle fasce di rischio regionali, inseriti, ricorda Zaia, in un provvedimento del 30 aprile scorso. Quei parametri nascevano come un elemento di benchmark, no? Di barra di controllo, uno dice guardo come sono messo in base ai parametri. Adesso è diventato un elemento di giudizio. Dalle regioni una serie di richieste al governo. Di fare, come si può dire, fare più sintesi e non avere tutti questi parametri, questi 21 parametri. Si chiede di rafforzare il tema del confronto preventivo, cioè della serie non mi puoi dire venerdì che sabato sono in zona rossa. E poco fa la Regione ha comunicato la lista delle strutture che potrebbero diventare Covid Hotel. In tutta la Regione se ne sono individuati 16, 3 per l'ULSS 9 e 6, 2 per l'ULSS 1, ULSS 4 e ULSS 8, una rispettivamente per ULSS 2, ULSS 3, ULSS 5 e ULSS 7. 3 dunque i Covid Hotel nel Veneziano, 1 a Mestre, 2 a Jesolo. Lo rende noto appunto la Regione, che ha recepito le esigenze delle ULSS territoriali rispondendo alle sollecitazioni di Ministero, che ne richiede 1 per provincia. Sembra un'iniziativa molto opportuna che va incontro a necessità per le persone che non possono soddisfare determinate esigenze. Penso che sia utile questa cosa, perché non tutte le case sono ampie, ci sono dei buchi, come fanno a stare le persone insieme? Penso di sì, se non ci sono altre soluzioni, insomma al limite anche quelli vanno, può essere utile, ecco. E così i cittadini abbracciano la notizia che Mestre ha pronto il suo Covid Hotel. Si tratta dello Stay City Apart Hotel di via Can Marcello, lo rende noto la Regione, che ha indicato le 16 strutture identificate dalle ULSS del territorio. 3 in tutto nel Veneziano, 1 a Mestre nel territorio dell'ULSS 3 e 2 a Jesolo, l'Hotel Lucciola e il Residence Progresso nel territorio di competenza dell'ULSS 4, individuati in linea con quanto chiesto ai territori dal Ministero e scelti per le caratteristiche in termini di spazi e norme igieniche idonee ad ospitare i pazienti positivi che devono restare in isolamento domiciliare e non possono farlo a casa propria. Non significa che saranno necessariamente attivati, ma che lo saranno in base alle esigenze delle singole unità sanitarie. L'ho preso anch'io, è attraverso Facebook che l'assessore regionale al bilancio, il veneziano Francesco Calzavara, dice di essere risultato positivo al tampone rapido in attesa del risultato di quello molecolare. Senza particolari disturbi, solo qualche linea di febbre, raccomanda a chi avesse avuto contatti con lui per più di 15 minuti negli ultimi giorni di andare a farsi un tampone rapido. Il terzo a risultare positivo alla Covid nella giunta Zaia, oltre all'assessore regionale al turismo Federico Caner e la vicepresidente Elisa De Berti. Le strutture ricettive di Jesolo si offrono per poter ospitare il personale sanitario impegnato nella lotta contro il coronavirus. Intanto il presidente Maschio sui Covid Hotel chiede non venga sottovalutato il problema della sicurezza, evitando l'apertura ad iniziative private. Nuova ondata di emergenza sanitaria e l'Associazione Jesolana Albergatori si mette a disposizione dell'ULSS 4 Veneto Orientale per offrire supporto logistico e ospitalità ad infermieri e personale sanitario in prima linea nella lotta contro il coronavirus e, come nell'ondata di aprile, rinnova l'impegno con un messaggio di vicinanza che arriva proprio dal mondo del turismo. Abbiamo ricevuto richiesta da parte dell'ASL di ospitare personale medico che opererà nel Covid Hospital di Jesolo. Ribadisco, come è successo in primavera, ci hanno resi disponibili a cercare occupazione e disponibilità di alloggi per questo personale. L'abbiamo fatto sentendo subito il sindaco Valerio Zoggia, con il quale abbiamo trovato di comune accordo di intraprendere questa strada, di cercare di soddisfare al massimo l'esigenza, mettendoci ognuno del proprio. E per quanto riguarda i Covid Hotel, il presidente dell'AIA fa leva sulla questione sicurezza, chiedendo che il problema non venga sottovalutato lasciando l'iniziativa ai privati.
Federalberghi si sta adoperando con le amministrazioni regionali, con le ASL, con le amministrazioni locali per cercare di trovare la quadra in tal senso e di dare le disponibilità utili e necessarie così come ci è stato richiesto. Ribadisco, lo si sta facendo all'interno del sistema e non su iniziative personali, perché il Covid Hotel non è semplicemente ospitare dei clienti come siamo abituati, ma che prevede determinate procedure, ma soprattutto determinate accortezze e attenzioni che non sono da sottovalutare. E c'è una notizia di cronaca in qualche modo che viene resa nota su Facebook dal direttore generale dell'USL 4 Carlo Bramezza, che scrive: sono arrabbiato e indignato per quanto successo oggi a Portogruaro. Oltre al notevole carico di lavoro a cui è sottoposto il personale dell'ULS 4 per effetto della pandemia in corso, qualcuno stamane ha cercato di rubare un'ambulanza durante un'emergenza e poi questa persona ha pure cercato di corrompere l'autista con del denaro. Il nostro operatore come risposta ha allertato i carabinieri. Se il gesto fosse andato a buon fine, la persona soccorsa avrebbe seriamente rischiato la vita. Il fatto, scrive ancora il dottor Bramezza, si è concluso con l'arresto di chi ha tentato di rubare l'ambulanza, probabilmente uno squilibrato. Questo dunque quanto accaduto oggi a Portogruaro, raccontato proprio dal direttore generale Bramezza. E adesso il sondaggio che vi presentiamo questa sera. Ieri abbiamo parlato nei nostri telegiornali a lungo del test Fai da te, la cui sperimentazione prenderà il via proprio in Veneto, e allora vi chiediamo: test Fai da te, ci credete? Se la vostra risposta è sì, il numero da comporre è lo 0422 1626 691. Se invece la vostra risposta è no, il numero da fare è quello nella striscia rossa, ovvero 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo perché la vostra chiamata venga registrata. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta su Antena 3 a partire dalle 21:15. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa assegna 172 milioni di euro per completare i marginamenti di Marghera, un passo atteso dal territorio per la messa in sicurezza del sito in attesa di bonifica. Sito di interesse nazionale Marghera, io ho firmato tutti i carteggi, sono stati assegnati i 172 milioni di euro circa per poter completare i cosiddetti marginamenti, erano attesi da anni, finalmente si fa. E poi abbiamo anche una percentuale molto alta di cosiddetta caratterizzazione preventiva per definire con il mondo del privato le bonifiche cosiddette a terra, siamo intorno oltre il 65-70%, il che vuol dire che finalmente quel sito di interesse nazionale, che è una cosa importante, attesa a Venezia, ma direi in tutto il Veneto, è in fase di decollo. Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha annunciato l'assegnazione dei fondi mancanti per il completamento della messa in sicurezza del sito di Marghera e di conseguenza della laguna. Si tratta dei lavori di completamento della muraglia fatta di parancole che impedisce ai contaminanti di finire in laguna. Arrivata al 90% della realizzazione, che si avvia alla conclusione grazie a fondi messi a disposizione degli enti attuatori territoriali. Manca un pezzettino, mancano poco più di 3 chilometri di marginamento. Ma se non vengono conclusi è un problema serio, perché viene tutto sversato in laguna. Tutti i materiali, tutte le sostanze tossiche entrano nell'ecosistema e questo lo dobbiamo impedire. La notizia che adesso ha dato il ministro dei 172 milioni messi a disposizione per chiudere i marginamenti è una notizia che aspettavamo da tempo ed è di straordinaria importanza. Mentre il governo annuncia Venezia ne fa le spese, la replica dell'assessore comunale Simone Venturini proprio alle dichiarazioni del ministro Costa. Il ministro Costa è famoso per i suoi annunci a cui purtroppo spesso non seguono i fatti. Aspettiamo da anni il protocollo fanghi, ogni mese il ministro Costa annuncia che è pronto e poi invece non arriva mai. Così come per i marginamenti. Servono 250 milioni per concludere i marginamenti, cioè impedire che i terreni inquinati di Porto Marghera continuino a toccare l'acqua, la laguna. Questi soldi non solo sono stati promessi a più riprese, messi per iscritto anche nel patto con il governo Renzi fatto da Venezia ancora qualche anno fa e più volte annunciati come in arrivo da parte del ministro Costa. Prima 70, poi 100, poi 170, ancora non si capisce la cifra. L'assessore Venturini, che da anni segue da vicino le questioni legate a Porto Marghera, replica così al ministro Costa, che ai microfoni della trasmissione Ring ha dichiarato l'arrivo dei 172 milioni. Eppure finora, ribadisce Venturini, Venezia non ha ancora visto nulla e ancor peggio tutto è fermo.
Siamo ancora purtroppo agli annunci. Ad oggi, dopo anni di questa attesa e in qualche modo inerzia del governo, scontiamo il fatto che i marginamenti sono fermi, non sono in alcun modo avanzati, il protocollo fanghi deve ancora essere licenziato e conseguentemente non si possono fare le manutenzioni dei canali, non arrivano le navi, non c'è lavoro e il porto va in crisi. È il governo degli annunci e delle attese e purtroppo Venezia ne fa le spese. È il momento di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di un nuovo macchinario altamente tecnologico arrivato nel reparto di radiologia dell'ospedale di San Donà di Piave. Stiamo facendo molti investimenti in tecnologia, abbiamo in questi anni rimodernato tutte le nostre radiologie e oggi inauguriamo qui a San Donà di Piave questo nuovo tavolo tecnologico di ultimissima generazione che permetterà ai nostri radiologi e al nostro personale di poter operare in maniera sempre più efficace e con strumentazione sempre più moderna. Mentre la sanità veneta lavora giorno e notte per fronteggiare l'emergenza Covid, contemporaneamente si continua a lavorare anche sugli altri settori. Nell'ospedale di San Donà di Piave, ad esempio, è arrivato un nuovo macchinario che verrà utilizzato nel reparto di radiologia. E il nuovissimo telecomandato diretto, digitale diretto. Diretto vuol dire che le immagini che vengono acquisite passano direttamente in rete e sono usufruibili in tempo praticamente reale dal radiologo nel RIS-PACS, che è il sistema informatico e di visualizzazione delle immagini. Una macchina che sosterrà un peso di circa 20.000 esami radiografici all'anno, prevalentemente rivolti a pazienti esterni che spaziano da tutti i segmenti scheletrici ai toraci standard. Il macchinario, un investimento di 277.000 euro, è particolarmente innovativo perché ha due notevoli caratteristiche che permetteranno al radiologo di avere risultati migliori. Di radiografare uno spessore analogamente a quanto accade in TAC, e questo permette nel caso di dubbi diagnostici di fare un approfondimento focale che permette di chiarirlo. Un'altra caratteristica importante è il dual source, ossia la doppia energia che permette, per esempio nel radiogramma standard del torace, di cancellare dall'immagine tutto quello che può disturbare il radiologo, per esempio le coste, lo sterno, la colonna vertebrale, e quindi vedere il parenchima polmonare senza interferenze. Voltiamo pagina. Anche le celebrazioni della Madonna della Salute si adattano all'emergenza sanitaria e con le nuove disposizioni di Comune e Patriarcato. Sarà una festa della Madonna della Salute diversa per la prima volta nella storia. Celebrazioni diffuse sul territorio, ma niente ponte votivo e il pellegrinaggio dovrà essere nella chiesa più vicina alla propria abitazione. Dal 19 al 22 novembre i flussi saranno regolamentati verso la Basilica della Salute con limitazioni e contingentamenti. Non ci sarà il tradizionale mercatino per le candele votive e i dolciumi. L'accesso a Punta della Salute avverrà con forti limitazioni e l'attento conteggio delle persone per rispettare rigorosamente le norme sul distanziamento sociale. All'interno della Basilica non potranno essere presenti più di 215 persone, in assenza di celebrazioni eucaristiche, ma durante le messe il numero sarà limitato a 150 all'interno della cosiddetta rotonda maggiore e 65 nella rotonda minore per partecipare alle funzioni liturgiche. Non sarà possibile accendere autonomamente le candele votive, ma potranno essere deposte nei cesti predisposti come dono votivo. La messa che il Patriarca Moraglia presiederà il 21 novembre sarà trasmessa in diretta televisiva. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con Ring, nel corso del quale verrà dato anche l'esito del sondaggio che vi abbiamo presentato durante il telegiornale. Ospiti: Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto, Marco Bonet del Corriere del Veneto e ancora Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega, Diego Poli, imprenditore, e il senatore del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo.
Tra giovedì e venerdì è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione, ma intanto nella giornata di mercoledì 18 novembre sarà ancora l'alta pressione a prevalere. Nel dettaglio sul Veneto, la caratteristica meteorologica saliente di questa fase anticiclonica sarà la presenza di nebbie, al mattino locali foschie su Veronese, Rodigino e zone limitrofe, poi in graduale dissolvimento. Di giorno vedete tanto sole ovunque, di sera ancora locali riduzioni della visibilità sulle coste e sulle aree pedemontane. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, valori diurni sopra la media stagionale, compresi tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo la stessa situazione, anche qui ampio soleggiamento su tutti i settori, il cielo sarà al massimo velato. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove vedete non cambia lo scenario. Dalla grafica possiamo vedere che anche qui splenderà il sole, non sono attese piogge. Temperature minime di poco sopra lo zero, massime invece sui 14 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.